Buonasera a tutti, è con grande piacere che vi presento il signor Roberto Caligaris, che è il... Buonasera. Buonasera. Per quanto mi riguarda, quello che vi ho promesso 7 anni fa l'ho mantenuto. Siamo partiti da una categoria che non era consona al blasone della nostra squadra e l'abbiamo portata in una categoria che secondo me è per quello che ci possiamo permettere, è il posto giusto per il Portogallo Calcio. Quindi il mio percorso, diciamo, ha avuto un inizio e come tutte le belle cose ha anche una fine. Non scappiamo, non andiamo via, perché sulla maglietta resterà il nostro nome e quindi continueremo a dare una mano al Portogallo Calcio. Tante soddisfazioni in questi 7 anni e l'augurio che posso fare alla nuova dirigenza è che ripercorrano quello che abbiamo fatto noi in questi 7 anni. Quindi un grosso in bocca al lupo, Roberto, mi raccomando, Grazie. tieni alto questo marchio che è un marchio importante. Senz'altro, senz'altro. Comincio. Mi chiamo Roberto Caligaris, sono italiano, anche se il mio accento tradisce una permanenza in un paese dove l'italiano è una lingua nazionale ma non la principale. Voglio parlare della Svizzera, sono nato in Svizzera nel lontano 58, da genitori friulani, tutti e due, mamma e papà, e ho fatto il 90% della mia vita in Svizzera. Ci ho studiato, ci ho lavorato, mi sono sposato, ho avuto figli, mi sono divorziato, mi sono risposato, ho avuto un altro figlio, mi sono ridivorziato. Così capite che non sono una persona facile, ecco. Ma scherzi a parte, ho fatto la mia vita lavorativa in Svizzera e poi quando è arrivata l'ora della pensione, per motivi familiari, mi sono ritrovato in Friuli e facevo fatica ogni volta a ritornare in Svizzera, avevo sempre più piacere a ritornare in Italia ed eccomi qua. Ho fatto il pensionato 6 mesi. Ho preso 5 kg, forse anche di più, ho detto, poi non mi divertiva, e con un amico che abbiamo fatto calcio tanti anni fa a livello abbastanza alto, ci siamo detti ci rifacciamo un ultimo giro di giostra, e così la pazzia di riprendersi una società ci ha accarezzato e siamo arrivati a Portogruaro. Questa esperienza calcistica a livello di dirigenza io l'ho fatta durante 5 anni in Svizzera, dove abitavo, a Neuchâtel, ed ho fatto anche 3 anni di vicepresidenza del Neuchâtel Xamax, che eravamo in Serie A svizzera. Abbiamo conosciuto un bel successo perché era un club storico come lo è il Portogruaro,
l'abbiamo portato anche a fare la Coppa d'Europa e mi sono goduto anche questa emozione di essere vicepresidente di un club a livello europeo. Detto questo, poi vari motivi mi hanno allontanato dal calcio, anche perché mi avevano promesso che quando entravo nel CDA del Neuchâtel massimo 2 ore alla settimana dovevo sacrificare per il calcio, e la verità è che passavo 8 ore al giorno anziché 2 settimanali. Allora è arrivato un momento che bisognava un po' ridimensionarsi, e adesso io trovo che senza pazzia la vita diventa una lunga monotonia. Allora ci riprendiamo questa sfida, perché la società, l'associazione lasciata, che ci lascia in mano oggi Andrea Bertolini, in perfetta salute, sia economica sia sportiva, e cercheremo di mantenere questo trend e magari farci qualche sfizio di andare a fare un flirt con la categoria superiore. Questa è la nostra volontà, metteremo tutto in opera per poter arrivare, per far modo che il signor Bertolini accetti con piacere la presidenza d'onore che gli farò un giorno che troverò il momento opportuno. E adesso posto al lavoro, perché a Portogruaro ci sono dei pregi, purtroppo anche qualche difficoltà che le vedo innanzitutto a livello delle strutture. Bisogna un po' organizzarsi per vedere come fare. Direi che la grande parte l'ho confessata. Adesso, se avete già delle domande che possiamo sviluppare nel corso della conferenza, sono apertissimo a rispondere a ognuno di voi. Sì, io vorrei chiedere al Presidente uscente cos'è che l'ha spinta a lasciare la Presidenza, e al Presidente entrante se intende mantenere il gruppo di lavoro vincente comunque che ha messo assieme Presidente Bertolini, e se manterrà anche tutto il settore femminile. Sì, per quanto mi riguarda il tempo, soprattutto negli ultimi 2 anni, era diventato troppo poco per il mestiere che faccio io, che non è quello di Presidente del Portogruaro Calcio. E quindi a questo punto dovevo fare una scelta, e la scelta è prima il lavoro e poi il Presidente del Portogruaro Calcio. E quindi questa è stata la ragione principale. Perché allora abbiamo scelto questa società perché abbiamo avuto la fortuna, ho avuto la fortuna di incontrare una persona straordinaria, molto disponibile e di una trasparenza totale. Quindi, avendo una persona così con cui interagire, le cose diventano per forza molto più facili. Mi ha lusingato poter scambiare le nostre idee con, mi piace ancora dire, il Presidente, e abbiamo trovato, credo, subito questa sintonia, che quello che lascia ha l'impressione che quello che riprende possa essere la persona
la persona adatta. L'asticella per me e i miei futuri colleghi è alta. Quando parlo di futuri colleghi arrivo per forza adesso alla seconda parte della sua domanda. Certe persone sono partite, anzi tante persone sono partite da loro stesso appena hanno saputo che c'erano delle voci, poi abbiamo incontrato delle persone e hanno preso delle decisioni proprio personali di non sentirsi volenterosi di continuare l'avventura con noi. Ovviamente gioca una parte importante a priori la difficoltà linguistica, perché certe persone parleranno francese, certe persone non lo parleranno e viceversa, quindi sarà a noi imparare l'italiano. Parlo adesso dei miei colleghi, in particolare non è che saranno tutti gli altri nostri connazionali che dovranno apprendere il francese, quindi non funzionerà così. Però all'inizio capisco che può infastidire o preoccupare certe persone. Forse certe persone hanno avuto timore delle nostre ambizioni, che magari dicono non capisco quale sarà il mio ruolo, ho paura di essere relegato un po' retrocesso in zona di non poter dare la mia opinione, ma tutte queste sono state delle autodecisioni di ognuno di loro, quindi io non ho mandato fuori. Si sono autoesclusi? No, sì, si sono autoesclusi, io non ho cacciato nessuno, perché ho saputo che tanti mi hanno dato del cattivo, vedremo. Vedrete voi se sono cattivo, ma per il settore femminile rimarrà... Il settore femminile sono felice di avere qui accanto il signor Furlanis, che continuerà a occuparsi come lo ha sempre fatto. Ci incontriamo, ci siamo già incontrati, però ci incontreremo ancora domani per cominciare a mettere i pezzetti, per fare coincidere bene i pezzetti del puzzle con la società, perché devo capire un po' tutto adesso. Tanto lavoro lo abbiamo già fatto dietro le quinte, però credo capire che dietro le quinte c'erano un po' di fughe, perché non siamo rimasti abbastanza discreti probabilmente, e quindi però ecco, abbiamo già cominciato. Adesso possiamo metterci al lavoro a sole aperto, a sole chiaro, e senza dover nascondersi. Ecco. Ok, grazie. Ho risposto? Sì, grazie. Parliamo un attimino anche della futura squadra, cioè c'è già un'idea di squadra, o visto che siamo ormai quasi... Sì, allora la nostra... abbiamo messo delle priorità a tutti i temi di una società di calcio. La prima priorità è quella della prima squadra, sapendo che il settore femminile non mi dà preoccupazione, perché c'è una persona che lo fa benissimo e quindi non vado a scombussolare i birilli già bene messi in piedi, quelli lì rimangono come sono. Priorità, prima squadra. Seconda priorità, i juniores nazionali. La squadra, la rosa della prima squadra si sta facendo adesso. I primi contratti saranno firmati
settimana, 10 giorni, ma abbiamo già un taccuino abbastanza ben fornito di nomi. Anticipo già la domanda, mi dispiace, ma non voglio dire certi nomi per tenersi un po' la serenità e non cominciare a infastidire gli altri membri della classifica, così tutti possiamo lavorare tranquillamente. Posso parlare invece del mister, del preparatore atletico e del direttore sportivo. Quello ovviamente. Il mister sarà René Lobello. Come? René, Ah, R-E-N-E, Lobello, siciliano di origine, come l'arbitro. Esatto. Siciliano di origine ma francese? Sì, perché è partito dalla Sicilia quando aveva 4 anni. I suoi genitori sono andati a stare in Francia e ha fatto tutta la sua vita. Allenatore di spessore che è in possesso del brevetto UEFA Pro, quindi può allenare Serie A, Premier, Bundesliga, può allenare le squadre più alte, al brevetto top che si possa avere. Ha vinto la Coppa d'Africa dei club con la stella del Sahel, l'Étoile du Sahel. Ha vinto anche in Asia, ha allenato ultimamente il Shanghai, ha allenato in Francia il Sochaux, il Bordeaux e altre squadre che non mi ricordo. quindi non ha esperienza in Italia. Non ha esperienza in Italia. Non ha esperienza in Italia. Ed ha allenato, è allenato il Neuchâtel Xamax quando c'era, per quello lo conosco bene, ecco, quindi so a chi fare. Ho sentito una voce di... Risulta che ha allenato l'Alessandria, giusto? Come? Ha allenato un anno l'Alessandria? No, neanche 5 minuti. No, Era era andato. Era previsto, Okay. però era successo dei guai a Alessandria, che se volete, perché così metto a tacere definitivamente questa parentesi di Alessandria. È il fantasma che gira in questa stanza. È il fantasma, allora cerchiamo di mettere fine a questo fantasma se lo volete. Allora, il mio socio d'avventura, che arriverà prossimamente a Portogruaro, quando iniziava la nostra idea di farci un giro di giostra in Italia, lui mi dice: guarda, ho trovato un club fantastico in Italia, guarda, come si chiama? Alessandria, vieni. Guarda, perché no? A me mi dà un po' fastidio perché abito in Friuli, andare a Alessandria non è che avevo un entusiasmo, ero moderato, e mi dice: ma spiegami, ho incontrato una persona, è un miliardario. Bene, l'ho incontrato a Monte Carlo, niente di una roba banale, direi. Come si chiama? Mi dice nome e cognome e mi dice: guarda, ha guadagnato un sacco di soldi con delle criptovalute. Io, che sono un po' del mestiere, vado a dare un occhio e gli dico: guarda, la sua criptovalute vale più o meno quanto ho nel mio taccuino adesso qui, quindi poco, barra niente. Ma no, guarda, sei sicuro? Sì, sono sicuro. Non fare con lui, perché
guarda, vai a vedere su internet, ha delle storie strane, ma vedrai, andrà tutto bene. Ma allora cosa hai fatto? Ha preso il 60% e io ho preso il 40%, complimenti. Quindi chi mette i soldi? Mette lui, va bene. E poco tempo dopo, allora vieni e mi dice, no, penso che non vengo, grazie. Poco tempo passa, mi chiama e mi dice, sai che avevi ragione, questo qua è un taccio l'aggettivo che ho usato, è scattato fuori il problema quando era stata richiesta la fideuzione, perché nella serie C occorreva una fideuzione di 300 o 350.000 e il presidente, che si era autoproclamato presidente col 60%, chiede al mio socio, senti, sono un po' in fastidio con i soldi, puoi pagarla tu, la fideuzione? Il mio amico dice, ma sì, come faccio? Fai un bonifico sul mio conto. E ha fatto il bonifico sul suo conto e la fideuzione non si è mai fatta, non si è mai vista. E lì io avevo già capito, però non voleva sentirmi, e lì è venuto fuori tutto il baradan. Il mio amico si è trovato un bravo avvocato di Asti, lo ha tirato fuori dal problema e ha anche riuscito a recuperargli 200.000 sui 250, quindi ha perso un 100 o 150.000 in questa avventura. Questa è stata la cosa dell'Alessandria, però aveva cominciato, ma un paio di settimane si è accorto anche sulla sua pelle con chi avesse da fare. Preparatore atletico? Il preparatore atletico, scusi, Bernard Gines, preparatore atletico di tanti club di Premier League in Francia, e poi l'ultima ciliegina sulla torta per quello che lo concerne è stato preparatore atletico della nazionale del Nigeria ai mondiali del 2018 in Russia, che ha sempre lavorato con l'Obelò, quindi si conoscono a memoria. E direttore sportivo sarà Michel Milosevic, che è stato anche lui un giocatore, all'epoca giocava con l'epoca di Francescoli, Bellon, Luis Fernandez, Platini, ma non ha giocato con lui, ha giocato contro di lui. Lui fa parte di quella scuola là. Anche lui ha molto spesso lavorato con i due che ho precitato. Secondo allenatore in seconda sarà probabilmente un allenatore ben conosciuto in Friuli, che ha un bel bigliettino da visita, ma per scaramanzia mi rifiuto a dire ancora il suo nome e cognome, perché deve chiudere, no per scaramanzia, per educazione, perché deve chiudere in un altro posto. Allora, piuttosto che l'altro posto lo legga nei giornali domani, trovo più elegante di dirlo prossimamente. E stesso tema per il preparatore dei portieri. Però preparatore dei portieri, allenatore in seconda con i tre, li chiamo i francesi, si sono già incontrati, hanno già fatto conoscenza e si sono già apprezzati, e quindi questa
questa simbiosi si è già creata. Hanno creato un gruppo WhatsApp per parlarsi di giocatori, si passano dei film, io li vedo, capisco niente, però sì, faccio per dire. Ho visto che la triade è tutta straniera, c'è da aspettarsi anche che i giocatori che arriveranno a Portogruaro non siano tutti italiani? Avremo una rosa 50-50, poi se 49-51 sì, o 51-49, però l'idea è di fare un mix. Mi scusi, la provenienza di questi giocatori era grosso modo no? Allora, siccome il direttore sportivo Michel Milosevic ha dei contatti molto privilegiati con la Croazia, mi aspetto di avere un paio di giocatori Serbia, Croazia, Slovenia. Parlo dei giocatori stranieri perché i giocatori italiani li vedremo, li scopriremo prossimamente e dopo avremo una parte anche francese. Sì? Sì. Posto che il settore femminile è confermato, lei ha già parlato degli obiettivi per la squadra maschile. Per la squadra femminile quali sono gli obiettivi per il prossimo anno e quali invece gli obiettivi a lungo termine? Pensavo parlarne domani con il signor Furlanis, ma se vuoi già anticipare. No, io direi che è meglio che finiamo i discorsi con il Presidente, però insomma l'obiettivo è quello di continuare quello che abbiamo fatto del bene in questi 12 anni, ok? E 7 con Andrea, che non ricordiamo nella sua, nel suo momento a Portogruaro il femminile ha toccato 3 anni in Serie C, per cui a livello nazionale, e molte delle ragazze di Portogruaro adesso giocano in Serie B e molte in Serie C, per cui questo vorremmo continuare a fare a Portogruaro, creare nuove ragazze per poi lentamente mandarle in altre società molto importanti e più blasonate. Nulla sta a vedere che magari Portogruaro possa ricalcare la Serie C, ma facciamo un passo alla volta, direi, non è così. D'accordissimo. Chiedo scusa, per quanto riguarda la logistica, campi di gioco, campi di allenamento, personale, anche voglio dire, gli addetti al campo, tutte queste cose qui, tutto quello che già esisteva è recuperabile in parte o avete altri progetti? Allora, siamo in fase di selezione, quindi dovremo confrontarsi a un problema di quantità. Adesso cerchiamo di focalizzare, di prendere anche la qualità, quindi abbiamo fatto un focus su quello che esisteva già, abbiamo aggiunto altri siti e adesso faremo una scelta che terrà conto della più grande disponibilità, della più grande praticità rispetto a quello che permetterà ai giocatori di viaggiare il meno possibile da dove saranno loggiati. Ecco perché i giocatori italiani che provengono dalla zona non sarà un problema per loro tornare a casa la sera. Quello che mi viene dalla Croazia o dalla Francia dobbiamo metterli a dormire in un posto. Abbiamo già buttato l'occhio, più che buttare un occhio su un albergo a Lignano, in uscita a Lignano, quindi non mettiamoli proprio in piena spiaggia perché dopo saranno troppo distratti, li teniamo un po' lontani, quindi cercheremo anche di non farli viaggiare troppo. Vediamo dove trovare
posto migliore, ma direi entro una settimana la scelta sarà fatta, perché dopo dovremo anche curare i terreni. Quindi curare i terreni, non si può cominciare a curare un terreno 10 giorni prima. Allora questa cosa qui dovremo sceglierla a breve. Agganciandomi alla domanda del collega sugli impianti sportivi, il MEC è un impianto comunale. Sì. Lei ha già incontrato gli amministratori comunali di Portogruaro? Credo che sia Hai rubato la domanda? dopo la conferenza. Ah, ok. E la vecchia rosa dei giocatori italiani? Sì. Allora, mi sembra di aver capito che lei è il nuovo presidente, però quello che non ho capito è c'è stato questo passaggio di proprietà che viene ufficializzato di fatto oggi, Sì. ma non ho capito chi è la nuova società proprietaria, come si chiama? Intervengo io, scusami, perché qua voi giornalisti fate una confusione tremenda sulle ASD. Le ASD non si comprano e non si vendono. Ci sono degli associati, quando un associato si è rotto le scatole dà le dimissioni e non esiste più. Resta chi resta e il nuovo consiglio direttivo lo forma l'associato che resta. Quindi non si comprano e non si vendono. Tutti i titoli che ho sentito nell'ultimo mese sono tutti titoli sbagliatissimi. Capisco che c'erano e ci sono delle perplessità che voi cavalcate, però avete sbagliato quasi tutti i titoli fino adesso. Però allora questa società che subentra, perché c'è... Ci sono società che subentrano, No, ci sono delle persone fisiche. Persone fisiche. Lei, se lo inviti a diventare associato del Portogruaro, versi 1.000 euro e da domani è associato del Portogruaro Calcio. Abbiamo spiegato. E magari Invita. cambiamo i posti, io mi metto lì. Prima deve migliorare l'italiano. No, però scusami, Andrea, posso intervenire? Tu, quando hai preso il Portogruaro, noi sappiamo chi sei e sappiamo che c'è Bertolini Group e sappiamo cosa fai, e sappiamo che cosa fai, che cosa fate. Lui ti ha detto che Non mi scuso perché sono arrivato un po' in ritardo per motivi di lavoro. No, ma lui si è presentato e ti ha detto che è pensionato da 6 mesi. Allora, prendo io adesso. Siccome avremo un progetto di professionalizzare al massimo il Portogruaro Calcio, che significa 2 allenamenti al giorno, tutto quello che va dietro, perché con questi allenatori che portiamo la parte veramente dilettantistica diciamo che non gli interessava, quindi abbiamo dovuto anche a loro fargli una promessa che vorremmo professionalizzare la società e per professionalizzarla, per prepararla a un step futuro, in un futuro più o meno breve trasformeremo la ASD in SSD. Differenza: la ASD è un'associazione di persone, come lo ha sottolineato il signor Bertolini. Una SSD è una società sportiva dilettantistica e lì siamo su una società di capitali, quindi trasformeremo da questa all'altra e lì entreremo con dei capitali freschi e nuovi. Chi entrerà? Perché anticipo già la domanda. Entrerà un ex socio mio del Neuchâtel Xamax, entrerà un ex direttore di una grande casa di moda italiana famosissima, non dico il nome perché sennò trovate subito di chi parlo, e così capitalizzeremo questa società. Io penso avere dato le certezze e le sicurezze economiche
al presidente uscente per far sì che possa dormire tranquillo un paio di settimane almeno. Ha detto che farà il presidente onorario, no? Potremmo sintetizzare dicendo un portoruolo internazionale che punta al professionismo. Sì. Prego. Guarda che quando ho preso io ho dichiarato subito che volevo andare in Serie D, quindi visto che scaramanticamente è andata bene, potresti dire anche tu. Ma l'ha Vogliamo detto che andare in voleva Serie C. Sì, l'ha detto prima, Presidente. L'ha detto. Perché, lo dico perché non mi sente il mister, altrimenti sarebbe arrabbiato. La mia domanda era la rosa dei giocatori dell'anno scorso, spariti, sì, nessuno riconfermato? Dopodomani incontro 5 ragazzi. E per quanto riguarda il settore giovanile, che qua è stato tutto azzarato? Allora, Mi ha rubato la domanda. sì, perché volevo dare, non volevo boicottarlo. Ecco. No. Allora, non voglio insegnare a voi che il settore giovanile di un club, di una società di calcio, è il patrimonio di una società di calcio. Però, per rispettare il detto che Roma non si è fatta in un solo giorno, anche noi non potremo fare tutto in un solo giorno, perché vogliamo fare una prima squadra competitiva, un settore femminile competitivo, un settore juniores competitivo, vorremmo anche fare un settore giovanile, anche quello competitivo. Allora, piuttosto che subito prendermi servizio di certe persone che mi sono già state presentate, bravissime tra l'altro, però penso che non riesco a fare un settore giovanile come mi piacerebbe a breve, adesso, partendo dal nulla. Io ritengo che per fare un settore giovanile bello, competitivo, che rifletti la sua prima squadra, lo specchio deve essere la prima squadra, perché se la prima squadra funziona bene, vi do la firma che il settore giovanile che creeremo in seconda fascia della nostra avventura si farà in una maniera molto facile, perché i ragazzi sappiamo come sono, si prendono in giro, ma sei andato a giocare lì, e lo sfottono, quindi cerchiamo di far bene con quello che dobbiamo fare, che dopo tutto il resto viene tutto in discesa. Tradotto vuol dire che gli juniori nazionali li volete fare? Ah, sicuro, sicuro, quello sì. Ok. Sì, certo. Sì. Ma il settore giovanile fa parte della nostra strategia aziendale. La tempistica sarà quella, allora non sto raccontando questo per dire fra 10 anni, ma avevo detto che non dicevo quando, no. Avete già pensato all'addetto stampa per la comunicazione? Stiamo parlando con 2 persone. Mentre che prendete questa decisione, per il contatto con i giornalisti, sì. Non siamo tanti, perché non siamo tanti, non siamo un esercito di giornalisti, sì. Siamo quel piccolo gruppo che seguiamo. Sì. Nel frattempo, chi è il referente? Lei? Sì. Dobbiamo sentire lei? Sì, parliamo con lei? Sì, senz'altro. Poi vedrete che sono una persona piuttosto disponibile, ecco, non tengo il cellulare spento. Dopo non è che dovete chiamarmi 17 volte al giorno, perché lì dopo
Dopo divento cattivo. No, sì. no, però essendo che siamo a un punto di costruzione di un edificio dalla base, cioè anche tutti i nomi dei giocatori, tutti i nomi, adesso ci ha detto lo staff, ma man mano che arriveranno tutti i giocatori che andranno a formare la prima squadra, ce lo dovrete dire. Sicuro, ma sicuro, sì, non è che arriveremo il 7 settembre, il giorno della prima partita, ecco vi presentiamo i giocatori. No? Ma anche quando comincerete ad allenarvi, dove, come? Sicuro. Allora, inizio dell'allenamento, il primo allenamento il 28 luglio. Già deciso. Il mister mi ha già mandato tutto il calendario con i 45 allenamenti fino alla prima partita. Il 28 luglio, non le chiedo neanche il campo di allenamento perché ho risposto. Ha già detto che è tutta una cosa che state decidendo. Sì. Ma appena i temi principali che abbiamo parlato, tra quali i campi di allenamento avremo scelto, io lo comunico, ecco. Userete la pagina social attuale e anche il sito per aggiornare? Sì, lo useremo. Cioè che cosa userete? Userete il sito internet per dare comunicazioni? Oggi è partito, ho visto su Instagram la convocazione. E su Facebook? E anche Facebook. Quindi utilizzeremo già questi due veicoli, poi pian piano vi presenterete uno alla volta, vi prenderemo i numeri, ci scambieremo, ecco, senz'altro. Posso chiederle quale ostacolo, se ci sono stati ostacoli, ha trovato qua a Portogruaro per realizzare il suo progetto? Direi non tanti, perché il Presidente ha spiegato benissimo agli altri associati, perché, torno a ripetere, erano 14 associati e tutti i 14 hanno dato le loro dimissioni alla data di oggi per lasciare spazio alla nuova compagine, e ha spiegato uno a uno la sua motivazione, che tutti gli altri, e lui ha chiesto di dare le loro dimissioni. Ma come lo diceva perfettamente prima, da domani se delle persone vogliono diventare oggi è una ASD ancora, quindi può entrare come associato qualunque persona che possa rispondere positivamente ai requisiti dei statuti. Quindi casellario giudiziario, così avete già la risposta, il mio è vergine, almeno qualcosa di vergine. Poi di pagare una quota di 1.000 euro, di essere accettati come membro, quindi di avere una fama non troppo disastrosa, quei requisiti di moralità abbastanza basilari. Ecco. Insomma, è ottimista? Sì, perché ho sempre visto nella vita mia il bicchiere solo pieno, mi fa fatica a vederlo vuoto. Ma in tutti i sensi del termine, se mi spiego bene. Chiedo scusa, quindi si sono dimessi i 14 soci. Attualmente la società, l'associazione è composta da un consiglio direttivo, da un'assemblea, o ci sono... È già fatta questa mattina. Allora, per fare questo periodo di transizione, sì, lo chiamo così perché così è, perché dobbiamo adesso sviluppare cambiarla, non svilupparla, però trasformare la ASD in SSD non è la mia priorità di domani. Abbiamo
abbastanza da fare per far sì che quando arrivano staff, giocatori e tutto che arriveranno qui intorno al 25-26 di luglio, che tutto sia perfetto. I giocatori sanno dove dormire, sanno cosa mangiare, a che ora, dove, i terreni sono belli, puliti, in ordine, tutto a posto. Quella è la mia priorità adesso. Poi, allora rispondo, la transizione si è fatta con 3 persone perché bisogna essere 3 nel direttivo. Ho spinto dentro mio figlio come vicepresidente. No, possiamo nominarlo, possiamo dire Andrea Caligaris. Caligaris. Sì. Con 2 L si chiama. 2 L. 2 L. Sì. Sì. È un avvocato francese che si chiama Florian, come il ristorante, il bar di Venezia, il Florian Loire, L-O-U-A-R-D, Livorno, Otranto, Urbino, Ascoli, Roma, Domodossola. E se è già composto potete anche pubblicarlo a breve nel sito? Sì, sicuro. Perciò lo troveremo là. Sì. Quindi lei in questo momento è il presidente. Lei è il presidente. Sì. Okay. Anche dopo? Mi scusi, quando lei si è presentato io non c'ero. Lei è di, parla con un accento francese, ma è italo francese? No. Io sono italo-italiano. Italiano? Passaporto italiano, mai avuto passaporto svizzero, nato a Neuchâtel. Nato a Neuchâtel, perfetto. Che è la parte dove si parla francese. Certo. E di parte italiana da dove è? Friulano? Lei? Friulano. Di Palmanova, è vero? Vicino a Palmanova. Vicino a Palmanova. Esatto. Trivignano Udinese. Trivignano, conosco, va bene. Ecco. Di mamma e papà friulani. E non so se era qui già quando ho parlato, ho fatto calcio dirigenziale a Neuchâtel, col Neuchâtel Xamax, e che eravamo in Serie A e che mi sono anche tolto dei bei... Sono indiscreto se le chiedo di che classe è, di quanti anni ha, sono indiscreto? Non spero di no. No, sono del 17 maggio 58. Scusa, una parte importante in questa fase per tutte le società di calcio è la parte amministrativa, il segretario, sicuro, perché c'è tutta da mettere in piedi la stagione e i segretari sono fondamentali in questa fase. Confermato. Rimane il vecchio mi dispiace. Perché sappiamo che lui è una figura importantissima per questa società. No, correggo, non è importante, è essenziale. Cioè parliamo di Silvano Testani? Sì, sicuro. Quindi, e poi anche così preciso, è preciso, sicuro. E poi anche Antonio, anche perché Amato. Webmaster. Che la squadra... Chiedo scusa, non ho parlato di... nessun problema. Per me era così scontato. Perché chi ha parlato è Gabriele Verri, che è un rappresentante del comune di Portogruaro, e abbiamo in sala anche un altro rappresentante del comune. Lei ha già detto che incontrerà prossimamente il comune, perciò... In teoria dopo viene a prendermi il presidente per andare in comune. Ci può anticipare cosa chiederà il sindaco? Se ha qualche richiesta specifica? Di chiedere al sindaco di fare il tifo per Portogruaro e di starci vicino quanto sia possibile farlo per il comune di Portogruaro. Cerchiamo di non venire qui a chiedere delle cose, cerchiamo di venire a portare
è di avere un giorno una partnership, non mi viene in italiano, scusate, una collaborazione, grazie, tra il comune e la società di calcio ci farà più che onore. Però adesso non andiamo a chiedere niente, andiamo a presentarci e presentare i nostri saluti. Direi che è tutto. Grazie. A prestissimo. Se non avete più domande io mi alzo, vi saluto e posso chiudere questa prima conferenza stampa. Grazie. Grazie.